Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova, con in cabina di regia Matteo Denoni e Vincenzo Russo, per trasmettervi quest'oggi la prima di ritorno per quanto riguarda il campionato regionale di eccellenza Girone B. Per quanto concerne il campionato è alla 16ª giornata, se preferite, Stadio Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Poi vi ricorderemo naturalmente che cosa successe nella prima partita dell'andata. Vediamo subito le formazioni mentre mancano pochi minuti ancora alla discesa in campo per quanto riguarda le due compagini. La Piovese si schiera con questo 11: Mancin, Evangini, Scandilori, Dei Poli, Cecconello, Faggin, Degan, Coppola, Veronese, Nobile, ex di turno, Andrea Nobile, classe 91, ma con una grande esperienza per quanto riguarda questa categoria e non solo. E poi il numero 11 è Calogiuri Alessandro, è un classe 2007. Luca Simonato, che è il tecnico della Piovese, porta in panchina con sé Toson con il numero 12, con il 13 Bottaro, con il 14 Bagarotto, con il 15 Zanella, con il 16 Maniero, con il 17 Kourish, con il 18 Tognon. Lascia in panchina anche il numero 19 Alessandro Bezze, un classe 2001, eppure in panchina Alessandro Zuin con il numero 20, un classe 97. Sono i due che hanno segnato maggiormente in questa categoria, in questa squadra, e con la maglia appunto della Piovese quest'anno. Luca Simonato schiera una formazione che ha un'età media di 24,09, quindi abbastanza alta rispetto alla formazione di casa, una età media in rosa di 21,60. Poi vi dico anche quello che risponde l'Eclisse Carini Pivigina, che con il suo 11 risponde così: Falso, Cazzaro, Gasparini, Salamon, Dallagnol. L'esordio per Marco Dallagnol, un classe 2002 che parte dal primo minuto di gara in questa prima di ritorno. Poi con il numero 6 Manuel Segat, con il 7 Alberto De Luca, poi Marco Cotali, con il numero 9 Filippo Canato, che è l'ultimo arrivo in casa Eclisse, un classe 2004, con un 1998 è Stefano De Zotti con il numero 10 e il numero 11 è Nicolò Telesi.
In panchina mister Massimo Balerba porta con sé Spadetto nel consueto turnover tra i due portieri. Oggi tocca a Falso, classe 2007, Spadetto è un 2005. Poi abbiamo con il 13 Ravagnan, con il 14 Tonon, con il 15 Pavan, con il 16 Ianco che è quasi perfettamente guarito, non gioca oggi dall'inizio ma avrebbe anche potuto giocare, giocherà sicuramente dalla prossima settimana perché si è ripreso dai suoi infortuni. Poi con il numero 17 Matteo Bressan, con il 18 Mattia Mognon, con il 19 si torna a rivedere Vito Del Prete, con il 20 Edoardo Nardi. Per quanto riguarda la formazione di casa, c'ha un'età media in campo di 21, mentre l'età media in rosa è di 19,84, quindi come avete potuto sentire, come ricorderete, insomma 24,09 quella di Piovese, quella della Piovese, 21 netti quella della Eclisse Carini Pivigina, quindi molto più giovane. Arbitrerà l'incontro il signor Elia Poles della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Simone Scomparin della sezione di San Donà di Piave e il signor Marek Golish della sezione di Conegliano. Prima di dare il via alla formazione, intanto c'è un abbraccio in panchina, ma è un abbraccio, pensavo, tra i due tecnici, invece è tra il primo e il secondo tecnico dell'Eclisse, davanti al direttore sportivo Lorenzo Casagrande. Vi dicevo che questa 16ª giornata del campionato di regionale di eccellenza vede queste formazioni in campo quest'oggi: San Donà contro Godigese, Leo Oderzo contro Borgo Valbelluna, Marosticense Porto Mansuè. È una bella gara questa che vede la formazione di Paolo Zoppas, che durante questo mercato invernale si è ulteriormente rinforzata con altri 2 acquisti effettuati. L'Arcella Padova affronterà il Dolo, il Vittorio sul proprio campo al Barison affronterà la prima della classe, ovvero Cavarzano Belluno, Giulia Sagittaria contro Calcio Caerano e Borgorico Campetra Giorgione. Questa è l'ultima gara della giornata, della prima giornata del girone di ritorno per quanto riguarda il campionato di eccellenza. L'arbitro è con pallone in mano, sta contando i giocatori per dare l'ok e per entrare in campo, schierare le formazioni, una classifica, eccoli che entrano in campo, una classifica intanto che, lo ricordiamo, vede il Cavarzano davanti a tutti con 33 punti, il San Donà con 32, il Porto Mansuè con 27, la Marosticense 25. La partita più forse interessante della giornata è questa tra Marosticense e Porto Mansuè, perché insomma potrebbe liberare, potrebbe confermare se il Porto Mansuè ha diritto di rimanere, e sicuramente lo ha, di rimanere nelle zone altissime della classifica. La Marosticense, lo abbiamo detto sempre e lo abbiamo vista anche qui in casa a Pieve di Soligo, squadra veramente rognosa, squadra difficile da affrontare, difficile da giocarci contro, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi abbiamo a 22 punti il gruppo formato da Godigese, Caerano e Piovese, nonché Leo Oderzo e nonché Dolo. La sorpresa qui forse potrebbe essere il Calcio Caerano. A 21 punti il Borgo Valbelluna, a 20 lo United Borgorico Campetra, che ha vinto la Coppa Italia di eccellenza nella giornata della Befana battendo lo Schio per 2-1. Poi l'Arcella Padova sempre a 20, poi troviamo l'Eclisse Carini Pivigina con 18 punti, la Giulia Sagittaria con 15, il Giorgione che di punti ne ha 10 e chiude il Vittorio Falmec con 8 punti. È un Vittorio che oggi al Barison, di fronte al proprio pubblico, ha una capolista per cercare di fermarla, di fare il colpaccio della giornata. Vedremo quello che succederà per la formazione di Mauro Conte. Qui a Pieve di Soligo è tutto pronto per il momento, si attende soltanto il fischio dell'arbitro, i 2 segnaline hanno controllato le porte, le reti, e allora tutto è pronto per dare inizio al girone di ritorno di questo bellissimo campionato di eccellenza, con la partita in casa qui a Pieve di Soligo tra la formazione di casa, appunto l'Eclissi, e subito il primo tentativo, veramente una giocata splendida a 13 secondi dall'inizio, con
De Zotti, che è andato al tiro impegnando subito e scaldando le mani al portiere del formazione ospite. Il primo tiro con relativa parata e calcio d'angolo che è stato subito battuto dalla formazione di casa, poi non riescono a controllare il pallone, non riesce a farlo Cotali e quindi la palla può ritornare tra i piedi della difesa della compagine ospite. È stato un avvio al fulmicotone, perché 13 secondi transitati, 1, 2, 3 passaggi e poi imbeccata per De Zotti, gran tiro di De Zotti e grande parata, grande risposta anche del portiere Mancin della Piovese. Nella Piovese, vi dicevo, in sede di presentazione c'è un ex, qui c'era un fallo, vedi, ormai l'arbitro era un po' coperto, questi falli da dietro proprio li stanno trascurando al 100%, c'era una spinta che non ha permesso al giocatore della Piovese di raccogliere e di stoppare il pallone. Si va avanti con la formazione di casa che prova a riportarsi in avanti, lo fa in maniera buona tenendo palla sul centrocampo. De Zotti ancora con la fascia di capitano sul braccio, viene interrotta la sua azione dal giocatore numero 3 Scandilori, ex Montebelluna ai tempi d'oro, insomma me lo ricordo e ce lo ricordiamo quando muoveva appunto i suoi passi in quel di Montebelluna. Aveva cercato di raccogliere palla Nobile, l'ex di turno, come dicevo, in sede di presentazione. Ce lo ricordiamo, Nobile fece un gran bei campionati qui a Pieve di Soligo, instaurando e avendo un ottimo rapporto poi anche con gli avanti che all'epoca c'erano qui a Pieve. In avanti ancora la formazione di casa con il tentativo di raggiungere Canato, che maniche corte per tutti, sì, tranne qualcuno che ha delle fasce sul braccio a coprirsi, però altrimenti gran parte dei giocatori, nonostante il gran freddo di questi giorni e anche oggi la temperatura piuttosto rigida qui a Pieve di Soligo, attenzione, con Falso che manovra bene, attende e poi va a pescare il numero 2 Cazzaro, che è stato schierato quest'oggi sulla fascia destra del campo. Infatti con il numero 5 troviamo Marco Dall'Agnol. Il tiro al volo tentato da Cottaro, attenzione, e ancora una volta è una buona azione, una buona imbucata per il numero 9 Canato, che è andato al tiro, però buona ancora l'uscita del portiere ospite e quindi nulla di fatto, però è una buona eclisse quella che vediamo dai primi minuti di gioco, che ha preso il possesso del campo, il possesso del terreno di gioco. Vediamo che cosa succederà nel corso dei 90 minuti a disposizione. Viene a prendersi palla ancora Salomon, che poi gira su Cazzaro, mette a terra elegantemente con il petto, poi palla ancora che torna indietro perché non ci sono varchi o buchi da servire. Attenzione allo sbaglio di Cotali che permette la ripartenza della formazione ospite, poi non arriva palla sulla fascia sinistra del campo dove c'era a manovrare il tutto Nobile. Palla che termina in fallo laterale con le mani, allora prova a giocarla la formazione di casa, che manovra con Falso che mette a terra il pallone, guarda la posizione dei suoi, va a servire Dall'Agnol, ancora Falso e allora tutto sulla fascia sinistra per provare ad impostare con De Zotti, che ha cercato il colpo di tacco per favorire la prosecuzione della giocata sulla fascia, non c'è riuscito. Rimessa in gioco con le mani da parte della Piovese, che è attendista sicuramente. È partita molto bene la formazione di casa con questo rinvio un po' in affanno, poi il colpo di testa su De Zotti liberatorio, ancora la rovesciata, può provare a sventagliare tutto in avanti cercando, ma non trovando nessuno in maglia bianca.
perché De Zotti era un pochino arretrato, così pure Canato che gravitava sulla fascia sinistra del campo. 5 minuti e 22 secondi di gioco con predominio della formazione di casa in maglia arancione Lorenzo Mancin, portiere classe 2004 della Piovese, che va al rinvio lungo con ancora un colpo di testa all'altezza della metacampo, poco più vicini alla area di rigore della formazione di casa. Il rinvio ancora di Falso, salta ma più che altro per far confusione un po', perché la palla era molto più distante. De Luca ha provato a scombussolare i piani di Nobile prima e del numero 3 Scandilori, che viene in appoggio adesso con le mani, cerca un compagno libero, lo trova, spinta alle spalle da parte del diretto avversario di Veronese. Anche in questo caso l'arbitro lascia correre, c'è subito un primo gol che arriva in questa eccellenza. La Giulia passa in vantaggio 1-0 sul Caerano, è un risultato che non ci sta bene, perché qui parliamo così un po' da tifosi, perché la Giulia si trova a 15 punti, rimanesse questo vantaggio e questa vittoria salirebbe a quota 18, aspettando poi di vedere che cosa farebbe e che cosa farà la formazione di casa che stiamo seguendo in diretta. Sbaglia Falso il rinvio e il tentativo di giocarlo dal basso questo pallone, ancora con un cambiamento di fronte da destra a sinistra, non riuscito. Scandilori ancora con le mani cercando un suo compagno libero, non trova nessuno, perché qualsiasi avversario, guardate un po', è marcato, quindi trova l'appoggio sul numero 9 Veronese, che poi non riesce a giocare questa palla imbucata ancora per Canato, ma la direzione è sbagliata e purtroppo nulla di fatto. Arriva con le mani Lorenzo Mancin a far viaggiare i suoi sulla fascia destra del campo, con il numero 2 Evangini che prova a manovrare, riesce anche lo scambio. Evangini poi perde palla, la riguadagna la formazione di casa e allora riparte ancora. Attenzione, bravo in questo caso il numero 2 Cazzaro, perché si era accorto di averla persa questa palla, poi è andato a recuperarla ma persa ugualmente Scandilori, che dà sostegno. Scandilori per Nobile che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, ma c'è marcatura in mezzo all'area di rigore, nulla di fatto per la Piovese. Prova a ripartire la formazione di casa con il numero 7 De Luca ancora 1-2, De Luca non si avvede dalla parte opposta dove stava per dargli una mano, e sarebbe stata una bella indicazione quella che aveva provato a farsi vedere Gasparini sulla fascia sinistra del campo. Purtroppo non ha alzato la testa De Luca e poi il pallone gli è scivolato un po' via, favorendo il recupero del giocatore della formazione di Piove di Sacco. Piovese 0 e Eclisse 0, invertiti se volete, insomma. Gioca in casa la formazione di Pieve di Soligo, la troupe di Streaming Sport. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale streamingsport.it. Bella questa azione che prova ancora a servire Gasparini e ci riesce. Gasparini ce l'ha il tiro, prova ad andarci subito. Attenzione a questa gamba tesa, l'arbitro lo lascia correre ancora lui e va al tiro con... era il numero 11, era Telesi, no? Era Telesi che all'ottavo minuto Telesi va al tiro ancora da distante, e ancora la deviazione del portiere ospite, quindi nulla di fatto. Si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco con le mani, però è una eclisse viva quella che stiamo vedendo quest'oggi qui al Comunale d'Agostin. Abbiamo un risultato, ma questo insomma ci interessa poco, un risultato di Serie D con il Legnago che ad Adria passa in vantaggio. Legnago, una delle formazioni indicate come possibile vincitrice di campionato, anche se in testa c'è il Treviso che ha 10 lunghezze di vantaggio sull'Eclisse, che ha 10 punti di vantaggio, vi diceva, sul Charlins Musane di Zironelli. Palla fuori. E allora ancora buono il movimento dei ragazzi di Malerba, che estremamente giovani, come avete sentito, 21,00, mentre 24,09 la media dell'età appunto
delle due squadre, si ferma tutto perché c'è Canato che ha qualche problema. L'arbitro si è accorto e c'è stato uno scontro con il suo diretto avversario involontario, un colpo al naso presumo, quindi Canato è entrato bene nella rosa di Pieve dopo aver iniziato a Mansuè e avendo secondo me problemi di coesistenza diciamo con Pozzebon, insomma, e quindi coesistenza perché in diverse volte vista la gara tra i due qualche problemino di sistemazione in campo c'era, e qui invece a Pieve si dice anche che tra l'altro in allenamento stia facendo molto molto bene con il suo compagno di linea di reparto, ovvero Janko Jürgen, che attende soltanto di entrare in campo. Avevo trovato in settimana Janko e parlando mi diceva appunto che sarebbe partito dalla panchina in questa giornata, così è stato, e probabilmente insomma potrebbe entrare nel corso della gara se ci sarà necessità, oppure dalle prossime partite potrebbe essere a disposizione. Insomma, il suo problema al ginocchio sembra fortunatamente essere rientrato. Fallo da parte di Veronese, ma anche questo estremamente involontario, ha colpito in volto, al naso anche in questo caso Marco Dall'Agnol, che ha avuto la peggio, è scivolato a terra ma si rialza adesso, nulla di grave. Drappello di uomini vicino all'arbitro, De Zotti, Nobile, lo conoscono, quindi non gli lasciano granché spazio, insomma potrebbe inventare qualsiasi cosa Nobile, da lì un po' troppo lontano con i tiri. Attenzione, allora c'è il Porto Mansuè con Pozzebon proprio di cui stavamo parlando, che passa in vantaggio in quel di Marostica contro la Marosticense. Nobile alla punizione, mette dentro in area, palla corta, riesce in qualche maniera a deviarlo di testa il numero 4 dei Poli, palla che dei Poli pensava fosse, è stata toccata da un giocatore della formazione di casa, quindi c'è il primo calcio d'angolo anche per la compagine della Piovese. Se ne incarica il solito Nobile. Eccolo lì, questo vizietto di mettere, ne stavamo parlando in settimane, insomma ne aveva parlato qualche giornale anche, la palla, attenzione, la palla non va più inserita dentro nell'angolo per battere la battuta, ma tutti cercano di metterla più avanti toccando la linea, poi non tutti la toccano questa linea. Attenzione, viene in avanti la formazione di casa ed è un'altra bellissima azione. Chi era? Gasparini? Sì. Gasparini che prova e per poco non va vicino al suo altro gol in campionato. Gasparini ancora lui, un tiro che sibila a lato del portiere della Piovese, è però una buona, lo torniamo a dire, una buona Eclisse che quando manovra in velocità sulla linea mediana del campo e poi riesce ad imbucare per i suoi attaccanti, ovvero Canato e De Zotti in questo momento, riesce a mettere in pensiero la retroguardia di Piove di Sacco. Altro uomo a terra, altro fallo su Veronese che sgomita con Dall'Agnol, che poi anzi era con Cotali, che poi va a dargli il 5 per risistemare le cose. Dice non abbiamo fatto apposta, si salva in qualche maniera Cecconello che riesce a portare avanti palla, poi questa era non voluta, questa finta, palla che non è riuscita a controllare il giocatore della Piovese. Un po' pensieroso il tecnico Luca Simonato in panchina della Piovese, perché ancora non ha visto sicuramente la sua miglior squadra, perché decisamente a fare il gioco, a fare la partita per il momento. Bello anche questo taglio su Canato che arriva, poi scivola, voleva darla immediatamente dentro per servire De Zotti, ma è altrettanto buona l'azione con il numero 2
con Cazzaro che è andato al tiro, ha centrato un avversario, però ripeto, bene i movimenti, bene questa azione d'attacco della formazione dell'Eclisse Careni Pivigina con anche il tecnico Malerba che ha applaudito i suoi. Altra azione in velocità con imbucata, la prima per Canato, poi la seconda con l'arrivo del numero 2 Cazzaro che ha un buon tiro da fuori, attenzione con Falso che ha rischiato. Hanno poco da dire che i portieri devono giocare anche con i piedi. Bravi. Per carità, capita a tutti di sbagliare, però attenzione con questi rinvii lunghi, con questi tentativi di giocare dal basso dove ci si affida appunto ai portieri che qualcosina in meno di un giocatore dovrebbero avere, no? Sui piedi, però insomma allenandosi passa tutto, dicono. Bassano Clodiense, c'è il Bassano in vantaggio, ma siamo in Serie D, mentre la palla termina a lato per quanto riguarda la partita che stiamo seguendo, ovvero Eclisse Careni Pivigina Piovese 0-0 il risultato. Sono passati 16 minuti di gioco di un bel primo tempo, perché la formazione di casa ci sta facendo vedere delle buone trame di gioco, mentre ancora la Piovese secondo me non risulta, se non in campo, non risulta nelle traiettorie, nelle volontà appunto del suo tecnico Luca Simonato. Addirittura un raddoppio del Legnago sull'Adriese, sempre in Serie D. Poi ancora cerca di andarsene, ha esagerato un po'. Gliel'ha data? No, ha esagerato un po' Canato, sì, perché lo avevano trattenuto, sì, però questo tuffo da tuffatore proprio non ha ingannato l'arbitro, che ha lasciato correre, ha dato sì la rimessa in gioco a favore della formazione di casa, com'era prevedibile. Ancora l'Eclisse che manovra, una bella manovra che parte adesso dal centro dell'area, arriva su Cazzaro sulla fascia destra del campo, buono il taglio, ancora Canato che cerca di metterla a terra, bravo, il tentativo di girarla, chiede scusa poi perché non è stato preciso con Telesi, palla non è arrivata a lui, palla lunga, rinvio della Piovese, qualche problemino anche per il numero 11 Calogiuri di arrivare sul pallone, e allora Falso, Alberto Falso, classe 2007, portiere di casa, che dà il pallone ancora lì sulla fascia laterale, poi arriva a prendersi questo pallone Marco Cotali, si gioca servendo Cazzaro prova ad andarsene, riesce, poi viene fermato il tutto da Coppola che prova a rigiocare con i suoi, ci riesce adesso un po' in difficoltà Coppola, questo passaggio che gli ha dato dei poli cercando di favorirlo non lo ha favorito al 100%, aveva rischiato parecchio, rinvio lungo quasi oltre la metà campo, c'è il fallo, sì, c'è il fallo del numero 6 di casa Segat che va ad appoggiarsi sulle spalle del suo diretto avversario. L'arbitro era vicinissimo, non ha potuto fare a meno di fischiare questo fallo. Riprende a giocare la Piovese che prova ad uscire dal guscio e ad uscire dall'area dove l'ha costretta la formazione di casa. 2-0 del Porto Mansuè con Granati il terzino sulla Marosticense, quindi è una bella prova questa del Porto Mansuè fino adesso, che ribadisce di essere lì al terzo posto in classifica meritato. Gioca ancora Veronese che dà palla a Dei Poli. Veronese si gira, imbuca, ma non c'è nessuno, o meglio c'era qualcuno, ma si attendeva l'imbucata verso il centro dell'area e non verso la fascia, e quindi ritorna sui suoi posti Scandilori, ritorna in marcatura sul numero 7 De Luca. Manovra ancora la formazione di casa, attenzione a questi passaggi, questi retropassaggi. Gasparini è anticipato da due giocatori della Piovese, c'è un uomo a terra in maglia bianca, è un giocatore dell'Eclisse.
va a perorare causa De Zotti. Forse voleva il fallo in precedenza, palla che l'arbitro scodellerà. Ha fermato il pallone l'Eclisse, quindi Piovese dovrebbe ritornare il pallone, se no la rigiocano. Dei Poli, altra verticalizzazione troppo lunga per il numero 7 Riccardo Degan, palla controllata senza problemi da Falso, che fa viaggiare il suo compagno di squadra Dall'Agnol, che va indietro ancora, gli ritorna palla su Falso, un paio di finte, poi su Gasparini, lo stoppa, la mette giù, Canato che non riesce a far velocizzare, a far arrivare palla ancora su Gasperini, nulla di fatto. C'è il fallo poi di Canato che trattiene il giocatore e la palla, ferma tutto, quindi riparte la Piovese ancora con il tentativo di ripartire dal centro area, con Dei Poli che alza la testa, c'è Scandilori sulla fascia, prende, stoppa e serve Coppola che poi sbaglia per l'intervento di De Luca. Scandilori ancora, ne approfitta il tecnico Simonato per dare qualche indicazione ai suoi, visto che erano vicini alla panchina, lo sono ancora tuttora veronesi. Tentativo di anticipo da parte di Canato non riesce, può ripartire in assoluta calma sulla fascia destra del campo la compagine di Piove di Sacco che lancia lungo, c'è il tentativo di appropriarsi del pallone da parte di Degan, anticipato e con deviazione in fallo laterale da parte di Gasparini. Si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani. È un parvenza di sole qui allo stadio D'Agostin, giornata molto bella, fredda ma molto bella. Adesso compare un po' il sole a riscaldare i giocatori in campo, perché le due panchine sono nell'angolo in ombra del D'Agostin, quindi un po' di freddo in più. Ho visto infatti comparire anche delle coperte, quindi ragazzi e giocatori e tecnici sono, tranne Malerba che è in piedi, ma sono al caldo. Scandilori non riesce a passare, deve andare indietro. È messa bene la formazione di casa, è messa molto molto bene, chiude, adesso sale in fretta, colpo di testa, attenzione a Gasparini che viene beffato, il tiro ed è buona la parata di Falso al minuto 23. C'è stata questa prima sortita da parte della Piovese con il tiro che arriva dalla destra e parata di Falso, palla che viene cercata in avanti da De Zotti, si era appeso al suo difensore, poi la palla in qualche maniera riescono a farla girare, l'arbitro ha ragione, dice che non è successo niente sulla andata a terra di Degan, e allora prova a ripartire la formazione di casa ancora con Gasparini che sta spingendo molto sulla fascia sinistra del campo. Ci piace così Gasparini, è uno che non si tira indietro e spinge sulla fascia. Dalla parte opposta Cazzaro che prova a mettere giù, l'intenzione c'era, ha sbagliato l'inclinazione del passaggio, però c'era l'intenzione buona. Gasparini ancora sulla fascia sinistra del campo, non viene pescato e allora prova a fare la sportellate Canato, palla che viene controllata invece da Coppola che se ne esce vincente servendo Veronese. Buono Veronese per Degan per il numero 8, Coppola ancora in mezzo al campo, taglia dalla parte opposta, era buona anche questa azione. Un po' sparito dal gioco Nobile, che aveva iniziato prima sulla fascia sinistra del campo qui sotto la tribuna, poi si è spostato leggermente verso il centro, però è un po' fuori dagli schemi e dai tentativi di giocata dei suoi compagni.
Ne hanno fatte poche di giocate, devo dire, perché hanno più subito gli attacchi della compagine di casa che provato ad attaccare, provato ad impostare le proprie azioni. Però Nobile, lo ripeto, sparito un po' dai radar in questo primo tempo per il momento. Ho visto un altro gol del Legnago sempre in Serie D, 4-0 sull'Adriese, un Adriese che nonostante i cambi in cabina di regia, in cabina di tecnici, non riesce a smuoversi. Attenzione, viene in avanti, è buono ed è il gol, l'1-2 tra De Zotti e Canato va al gol. Canato va al gol con questa bella azione della compagine di casa. 9, Filippo Canato. 25esimo minuto di gioco, come avete sentito dallo speaker D'Agostin. Abbiamo il vantaggio appunto qui a Pieve di Soligo, 1-0, segna Canato, segna anche il Cavarzano al Barison di Vittorio Veneto. Cossalter, il solito Cossalter, timbra l'1-0 del Cavarzano per il momento sul Vittorio Veneto. Ma la cosa più importante, visto che stiamo seguendo la partita Eclisse Caneni Pivigina Piovese, è il vantaggio raggiunto da Canato dopo un ottimo 1-2 con De Zotti. Si è presentato da solo davanti a Mancin, una bomba incredibile sparata in porta, nulla di fatto, e vantaggio meritatissimo per la formazione di Malerba qui al D'Agostin. E non lo ha assorbito molto bene questo gol la compagine di Simonato, perché sul primo tentativo di ripartenza, palla che termina direttamente in fallo laterale, quindi eccolo Canato che arriva a prendersi il pallone, palla che viene giudicata fuori dalla guardialine. Assistenti di linea sono Simone Scomparin della sezione di San Donato di Piave e Marek Golix della sezione di Conegliano, mentre l'arbitro è il signor Poles della sezione di Portogruaro. Scandilori in mezzo per il compagno Cecconello, mette giù, sventaglia, Veronese non riesce a prenderla questa palla. Vedete come si è cambiato ancora il posto con Nobile, che adesso è ritornato nella sua fascia, ma era andato al centro lasciando appunto Cecconello, lasciando anche Veronese qui sulla fascia sinistra del campo. Però non porta nulla questo cambio, questo è un po' troppo veloce, forse un po' troppo lunga la palla, usa la spalla, usa il contatto. Scandilori non gli permette di prendere pallone e quindi ancora palla sul fondo, 1-0, mentre il Calvinoale in Serie D va in vantaggio sul Charlins per 1-0, anche questo è un risultato a sorpresissima in Serie D comunque, ragazzi, qui siamo in eccellenza. Manovra la Piovese, che adesso deve provare a svegliarsi un po'. Fallo di Coppola. Eccoci ancora all'azione che parte da dietro. Attenzione, Cotali, lancio lungo perché Gasparini oggi mi pare in splendida forma. Guardate come sta rientrando adesso dopo aver fatto un po' di metri in avanti, è andato a riprendersi subito la sua posizione. Falso con palla tra le mani, è pronto al rinvio breve, vuole trovare e trova Dall'Agnol che tra l'altro esordio, ma bene, senza grossi problemi. Senza grossi problemi, è un classe 2002, è un altro lancio in prima squadra da parte di Malerba. Cazzaro questa volta sbaglia, attenzione, mette a terra molto bene Cotali, indietro torna indietro e sventagliata per trovare De Luca, non trovato però, poi Canato non commette fallo, l'arbitro lascia andare, poi Cotali ha sbagliato questo passaggio
e si perde tra le braccia di Mancin. Peccato, perché forse ci stava il fallo di Canato sul suo difensore, però insomma era una bella occasione che non siamo riusciti a quantificare. In avanti ancora la formazione di casa, che ha preso decisamente le redini del gioco fin dal primo minuto. Bello il colpo di testa difensivo di Segat, che non permette al suo avversario di toccare palla. Vediamo se c'è l'angolo. Sì, è il secondo calcio d'angolo per la compagine di casa. Malerba che invita almeno un uomo a rimanere nell'area del centrocampo, perché ha fatto segno al numero 7 De Luca di rimanere fermo lì. E allora si gioca con il tentativo, mette dentro, pensavo facessero lo stesso scambio con De Zotti, invece ha messo dentro subito palla, ma questa volta la difesa ha avuto ragione, la difesa della Piovese. Mentre si sta scaldando un uomo della panchina di Piove di Sacco, evidentemente Simonato non è molto contento di quello che stanno combinando i suoi, dopo essere andati tra l'altro sotto per 1-0 al momento. Venturato ancora, Veronese 1-2, il tiro di Veronese al 32esimo minuto. Veronese scaglia il pallone verso Falso, che para senza problemi ed è pronto al rinvio lungo con i piedi. Falso sulla fascia per cercare De Luca, poi tutto dalla parte opposta con Salomon che fa viaggiare Gasparini sulla fascia, voleva l'inserimento di De Zotti, ma lo aveva sorpreso un po' perché era un po' in ritardo De Zotti. Niente da fare, palla che termina in fallo laterale. Sono minuti tutti buoni per la compagine di casa. 33esimo minuto di gioco, sempre con il risultato a vantaggio dei bianchi, oggi in maglia bianca di casa, per 1-0. Il gol di Canato. Riprende la palla Canato da solo, Canato con il pallone che non arriva al suo compagno. De Zotti cercava di controllare questo pallone difficile da mettere a terra, ha favorito anche l'anticipo del suo avversario, quindi con le mani ci prova adesso Cazzaro alla rimessa in gioco con le mani abbastanza lunga, lui se vuole, però va sul corto. Cazzaro ancora, lo mette dentro di sinistro, nulla di fatto. Palla che viene in avanti, manovrata ancora dalla Piovese, prova a farsi vedere Calogiuri, che adesso ha cambiato zona, ha cambiato fascia, perché Simonato ha mandato sulla fascia destra del campo Degan e ha messo qui sulla fascia sinistra Calogiuri, che in effetti si era visto pochissimo fino adesso, quindi vedremo che cosa potrà cambiare. Fischia l'arbitro, c'è il fallo. È stata una stratonata sul numero 9 veronese, che secondo me c'era tutta, anche se magari ha accentuato la caduta, però insomma era una trattenuta piuttosto vedibile. Attenzione, grande parata di Falso che sul tiro al volo del numero 4, mi pare, giusto? Al 34esimo minuto va
al tiro al volo con palla proveniente dalla sinistra. Il tiro è stato deviato in angolo da Falso. Molto bene, bella reattività del portiere di casa. Palla che torna in area di rigore, il colpo di testa ma senza grossi problemi per Falso, che è pronto al rinvio lungo abbondantemente oltre la metà campo per servire De Zotti, che la mette a terra. Voleva servire di prima intenzione sulla fascia sinistra Telesi, non c'è riuscito, ci ha provato in seconda battuta. E attenzione alla sorpresa del giorno, arriva da Castelfranco, dove il Giorgione è in vantaggio per il momento sul Borgorico per 1-0. Un risultato che naturalmente sorprende. Canato, la palla non passa, ha avuto un rimbalzo maledetto Canato, in effetti si dispera perché il rimbalzo sul terreno di gioco lo ha tradito, se ne stava andando, la palla invece si era leggermente fermata e è ritornata indietro. Ci prova Faggin, ancora servendo Evangini, ancora Nobile, tornato sulla fascia destra del campo, esce bene l'Eclisse. Attenzione perché adesso è un po' allungata la formazione di casa, sta tirando un po' il fiato, come si suol dire. E ora prova a manovrare ancora da dietro. Battuta a vuoto anche per il Charlins per il momento, che subisce anche il secondo gol. Sono sempre in Serie D, E qui c'è il fallo. Hanno protestato un po' tutti, compreso Malerba, perché il Cazzaro se n'è andato a terra proprio davanti alla panchina di casa. Sono 37 minuti di gioco, 8 da giocare, più eventuale recupero se ci sarà, qualcosina forse, ma minimamente. Fallo fischiato e Simonato adesso comincia un po' a agitarsi in panchina. Ha visto che non c'è stata la reazione dei suoi nemmeno dopo il gol. Canato che non dà pace, non dà tregua al suo avversario che era Dei Poli. Palla che sarà dell'Eclisse, con molta calma arriva, mentre il giocatore della panchina va a recuperare un pallone che è rimasto sul fondo campo. Canato di testa per trovare il suo compagno non trovato, De Zotti, bravo Segata a farsi spazio. Sì, buona Cotali, arriva come un treno Canato, prende posizione, prende campo, ce l'ha ancora lui e c'è il gol. C'è il gol al minuto 38esimo. Ha segnato per noi con il numero 7 Alberto De Luca. 1-2 con Canato che ha fatto strage sulla fascia, poi mette dentro un bel pallone per De Luca che va al piattone del gol del 2-0 per quanto riguarda la compagine di casa, che ha veramente giocato bene in questi primi 45 minuti di gioco. Sono esattamente 39, ne mancano 6, però diciamo che c'è stato un bel gioco sviluppato ancora una volta in velocità. C'è stato poi questo pollice alto da parte di Malerba verso Canato per dire ancora un errore della Piovese, frastornata ancora Canato con questo pallone, arriva il 3-0 della formazione di casa. Devastante. Ha segnato ancora per noi con il numero 11 Nicolò Telesi.
E Telesi è ancora lesto ad approfittare del pallone conquistato da Canato, e quindi 1-2 tra loro, gol, ed è il terzo gol per la formazione di casa. Non so da quanto non vedevamo più un paio di gol o 3 gol così in casa, quindi Piovese frastornata, Piovese veramente non in partita, non lo è mai stato a dire il vero, perché fin dai primi minuti la formazione di casa ha preso le misure giuste, e poi ci sono stati questi affondi in velocità che sono stati devastanti per la difesa della Piovese. Adesso chiaramente non bisogna mollare, e non bisogna naturalmente deconcentrarsi e mollare, lasciar giocare la formazione di Piove di Sacco, che sicuramente dovrà tentare di fare qualcosa in più rispetto a questi minuti del primo tempo. Sta giocando con De Zotti che tiene palla, poi Cotali, ancora De Zotti, 1-2, arriva a dar mano dalle retrovie il numero 4 di casa, ovvero Salamon, che si è visto un po' pochino quest'oggi, ma non per demeriti suoi, perché è stato lì in mezzo, poco da lavorare, e infatti in questa azione ha detto: calma, mi prendo la palla, vedo di mettermi in luce un po'. In effetti altro colpo di testa di De Luca, poi colpo che gira con Canato che viene spintonato da Tergo, ma il pallone, vediamo, ma ci poteva anche stare questo fallo, e soprattutto per il fatto che il pallone controllato poi non è arrivato ad uno delle Eclisse, quindi si sarebbe potuto anche fischiare il fallo. 41esimo minuto di gioco, mancano 4 più eventuale recupero, se ci sarà, poco, però qualcosina magari potrebbe dare, un minuto lo potrebbe dare. Intanto Simonato manda a scaldare 2 uomini della panchina, qualcosa deve inventarsi, qualcosa deve fare, e quindi vedremo. E Canato si sta dimostrando un acquisto utile per la compagine di casa. Allora, abbiamo sempre detto che Canato non è uno che segna tantissimo, però è uno che fa giocare. Giulia intanto sempre 1-0 col Caerano. Abbiamo detto che Canato, dicevo, è uno che fa giocare chi gioca lì davanti con lui, quindi all'entrata, al rientro in campo di Jürgen ci potrebbe essere veramente una bella intesa tra i due, che mi dicono già esserci appunto in allenamento, e quindi diciamo che probabilmente qualche problemino che la formazione di Malerba aveva proprio lì davanti in azione offensiva potrebbe essere stata sistemata con l'arrivo di Canato, a cui vanno i nostri complimenti per essersi integrato in fretta e molto bene in questa squadra. Oggi lo stiamo vedendo, sta veramente facendo a sportellate lì davanti, però ha avuto un paio di occasioni in cui ha colpito, e ha colpito bene. Palla ancora controllata dalla retroguardia di casa, è sparita la Piovese, ragazzi, per il momento. C'è Nobile che continua a girare da una parte all'altra del campo, destra-sinistra, però non è riuscito ancora a trovare la posizione. Scandilori, che viene in mezzo a 3, subisce il fallo, è andato a cercarlo con esperienza. Scandilori e il numero 8 Coppola, a cui De Zotti dà la palla in mano. Poi l'anticipo, Caligiuri non riesce a prendere il pallone, poi il lancio lungo ancora per cercare Canato, attenzione che stava per combinare un guaio la retroguardia della Piovese, palla che poi riesce in qualche maniera il numero 4 dei Poli a lanciare lungo e ad allontanare dall'area di rigore. Qualche problemino anche per quanto riguarda la fase conclusiva, la fase di marcatura degli uomini di Simonato sugli attacchi della compagine di casa. Fallo di mano forse, l'arbitro lascia correre, Canato aveva toccato con la mano ma non era un fallo volontario,
44 minuti, sempre la Giulia in vantaggio per 1-0 con il Caerano, gol di Oudab. Palla che viene lanciata ancora, fallo, e l'arbitro dice che può bastare così, non serve nessun recupero al 45esimo minuto di gioco, quindi c'è il doppio vantaggio per la formazione dell'Eclisse Carini Pivigina, che conduce 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Allora entra qualcuno che lo vedo, c'è uno col baffetto. Ritorniamo in collegamento diretto con il D'Agostin di Pieve di Soligo, dove sta per ricominciare la gara tra Eclisse Careni Pievigina e Piovese. Il risultato è di 3-0. Ci eravamo lasciati che avevo erroneamente sbagliato dicendo un 2-0, invece siamo a 3. Non siamo abituati, non eravamo abituati a questi risultati, stiamo scherzando chiaramente, però è vero, non eravamo abituati a vedere tanti gol così da parte dell'Eclisse, soprattutto in un primo tempo giocato molto molto bene. C'è un cambio intanto, mi pare di vedere, per quanto riguarda la Piovese, e se ben vedo c'è il numero 10 indicato, quindi Nobile, che potrebbe lasciare il campo, quindi o Nobile sta poco bene, quindi la partita già l'aveva cominciata così, oppure è un cambio tecnico. Entra Bezze, che è sicuramente uno che ha segnato in questo inizio di campionato, e quindi gli si affida. Vediamo se ho visto bene, se il numero 10 è il sostituto. Sì, 10-20, ok, quindi al primo del secondo tempo entra il numero 20 Zuin, poi però ce n'è un altro, 16-19, 10-20, 16-19, quindi ci sono 3 cambi, vediamo se ce li comunicano. 6-19,
6-19 6-19, quindi 3 cambi per 10-20. sì, 10-20, 6-19 e aspettiamo di vedere chi esce per il 16 che è Maniero, Diego Maniero, quindi cambia un Sostituzione po' per tutto la l'assetto. Pievese. Entra con il numero 6 Fagin ed entra con il numero 20 Zuin. Altra sostituzione esce con il numero 11 10 Nobile ed entra con il numero 19 Bezze. Terza sostituzione per la Pievese esce con il numero 11 Calogiuri ed entra con il numero 16 Maniero. Sì, sono 3 cambi che mi trovano d'accordo perché Nobile non so se stava bene, se non era al massimo delle sue possibilità, Calogiuri ha fatto poco o niente, Fagin dietro, insomma 6 si è visto anche lui molto poco, però insomma il cambiamento adesso vediamo quello che potrà avvenire perché Betze e Zuin sono più offensivi mentre il numero 16 Diego Maniero potrebbe giostrare. Vediamo come li ha sistemati Simonato in questo secondo tempo, sta dando qualche indicazione soprattutto sulle marcature anche Malerba ai suoi, che ha chiamato proprio Gasparini per dargli la sua posizione, per dirgli chi marcare. Va per le terre il nuovo entrato, il numero 20 Zuin, che comincia a prendersi palla, e allora lì davanti abbiamo 9, 19 e 20, quindi abbiamo una linea a 3 d'attacco formata da Veronese, Bezze e Zuin, e devo dire che adesso comincia a essere una linea piuttosto interessante questa davanti per far arrivare qualche pallone e per poter sfruttare qualche occasione da parte della Piovese, che per tutto il primo tempo non abbiamo visto decisamente in campo. Stava per commettere un altro errore Evangini perché stava per favorire l'ingresso a sorpresa di Canato, palla che lo ha sorvolato. Ancora Zuin molto bene per Bezze che viene anticipato da Gasparini, palla che termina in fallo laterale, lo vuole subito Zuin il pallone, ma sul pallone va il numero 2 Evangini che serve ancora, gli ritorna la palla, Evangini ancora tutto da solo, prova a manovrare, nulla di fatto, palla che viene gettata fuori con le sportellate di Canato, che prima ha avuto ragione del numero 5 Cecconello, poi ha rincorso dei Poli, però la palla è arrivata facilmente al portiere Mancini, che ha rinviato, permettendo ancora alla formazione della Piovese di manovrare. Adesso è cambiata decisamente la partita perché la Piovese sta portandosi in avanti, c'è il fallo giustamente. Lo ha visto 2 minuti e 30 giocati con il fallo per la formazione ospite, perché è andato per le terre un giocatore della Piovese che stenta a rialzarsi, è il numero 9 Veronese, che poi zoppicando va a trovare posizione, va a trovare posto lì davanti ancora. Vedete, linea a 3, a 4 adesso, perché non c'ha più nulla da difendere la formazione di Piove di Sacco. Simonato ha provato questo e prova questo schieramento. Bezze, il colpo di testa fermato. È chiaro che la compagine di casa non deve farsi schiacciare. Attenzione, altra palla in velocità tentata dal numero 11 Telesi in questo caso. Prima aveva provato a raggiungere palla Canato, non c'era riuscito, palla ancora che rimane tra i piedi della compagine di casa, l'Eclisse Careni Pievigina. Vi dicevo poco fa, non deve farsi schiacciare la formazione di casa, deve provare a giocare, continuare a giocarla e soprattutto poi tentare sulle ripartenze, perché potrebbe essere devastante appunto con la Piovese che dovrà per forza spingersi e spostarsi più avanti. Gasparini sulla fascia sinistra del campo prova ad andarsene lui, non riesce, e qui c'era il fallo forse di Telesi con una gamba tesa veramente molto alta.
l'arbitro lascia andare perché la rimessa in gioco è a favore della compagine di Piove di Sacco, che manovra ancora palla tutto bene dalla parte opposta con Degan che va a pescare altrettanto bene il numero 16 appena entrato Maniero, che manovra ma perde palla Maniero, poi in 2 contro 1 perde ulteriormente la palla e poi il rinvio lungo, ancora Canato ancora, Canato che prova ad andare al tiro di prima intenzione. Posso dirvi se ha fatto bene o fatto male? Da centravanti, da attaccante ha fatto bene, tra l'altro non aveva nessuno insieme, non aveva nessuno insieme di linea e quindi ha fatto bene a provarci ad andare al tiro. Ancora la palla che viene manovrata dalla Piovese, c'è l'assessore allo sport del comune di Pieve di Soligo venuto a sostenere anch'esso la formazione di Pieve, e allora lancia in avanti con Canato ancora, ha notevolissime difficoltà il numero 5 Cecconello a marcarlo, perché fisicamente no, perché ci siamo anche come altezza, però strutturalmente diciamo che Canato è una belva, insomma è un fisico imponente. Gira per Gasparini che la mette a terra in qualche maniera di petto, Gasparini che alza la testa, prova a puntare, ha davanti a sé e lo vede adesso, sì, Telesi in qualche maniera riesce a riconquistare palla, poi ancora lo scambio tra i due con Cotali che viene dentro, aveva tentato l'1-2 con Canato, anticipato dal suo diretto avversario, è buono, bravo Segat che riesce in scivolata a bloccare la sortita in avanti del pari numero Cecconello e quindi ritorna adesso Cecconello, richiamato, non so se richiamato dal suo compagno oppure dal tecnico. Aveva cercato questa sortita, insomma sul 3-0 qualcosa devi pure inventarti, quindi vediamo cosa succederà. Ancora Cotali che alza la testa, è un Cotali che mi pare più padrone del centrocampo rispetto al girone d'andata, lo vedo più cosciente anche dell'importanza della sua posizione, bravo anche in questo caso, becca il fallo. Non c'è stato nemmeno un'ammonizione, no? Mi pare. L'arbitro per il momento non ne ha avuto bisogno, forse in questo caso ci stava, fallo da tergo, fallo da dietro, è volato per aria Cotali, ci auguriamo che non abbia nulla e che si possa rialzare al più presto, anche se è lì dolorante. Il Vittorio Veneto 1-2, quindi il Cavarzano era in vantaggio per 2-0, si avvicina il Vittorio con il gol di Darrigo, ex dell'Eclisse Carine Pievegina. Si rialza Cotali, stretta di mano con Cecconello, accettata, ci mancherebbe altro. Salamon sulla palla per provare che cosa? Una palla scodellata dalla parte sinistra del campo con Telesi che la mette giù molto bene, arriva Gasparini a dargli una mano, Cotali che scivola. Bisogna stare attenti in quella parte del campo perché è al posterno e adesso starà un attimo mollando, diciamo così, la brina e il gelo che c'è stato durante tutta la settimana. Palla indietro, controllata, poi si rigioca ancora con enormi difficoltà, c'è il fallo di mano di un giocatore involontario, di un giocatore dell'Eclisse Carine Pievigina, si riprende con una punizione, sì, e viene servito Cecconello. Evangini in avanti per pescare Veronesi, bravo Zuin, tutto dalla parte opposta per il capitano dei Poli, ancora sulla sua fascia di competenza, mette dentro, chiama falso
con una mano un po' alla schiacciata pallavolistica, però insomma ha avuto ragione. Attenzione Canato che con una finta sposta e dà qualche problema al numero 5 Ceconello, che poi è bravo in fase difensiva perché ha messo un po' il corpo davanti, ha spinto e, se vogliamo farla tutta, insomma, Canato è anche scivolato. È un Canato da abbigliamento quasi da mare, perché con braghette corte così, maglietta corta, potrebbe giocare, non so, a Jesolo, invece qui la temperatura è piuttosto alta. Zuin ci prova, attenzione a falso. Zuin si vede che è una punta, perché ci hanno provato subito, ha spostato letteralmente il baricentro in avanti Simonato, però per il momento nulla è successo e si rimane sul 3-0, 3-1 anche per il Cavarzano, che con Omoreghie, uno dei suoi bomber, mette il sorpasso e mette 2 gol davanti, con il Vittorio che purtroppo ancora una volta, nonostante non so se giochi il nuovo arrivo, l'australiano che è stato tesserato finalmente in casa Vittorio, però la situazione è da ultima in classifica purtroppo, e anche con questa sconfitta non si muoverà da là, nonostante il Giorgione stia perdendo e possa rimanere a 10 punti, anzi Giorgione sta vincendo, scusatemi, Giorgione che sale a 13, Giulia che sta perdendo rimarrebbe a 15, Vittorio a 8, sempre gravissima la situazione. Bella questa palla su Telesi che la mette dentro, troppo sotto e troppo facile per Mancin, che rinvia lungo, colpo di testa di Segat che si appoggia un po', però l'arbitro lascia andare, palla che viene conquistata ancora dal numero 4 di casa Salamon, che gira su Cazzaro che torna indietro, palleggio elegante, si gira bene, poi decide di puntare tutto dalla parte opposta, sì, lo vede, bravo Gasparini a farsi vedere, Gasparini che mette dentro uno dei suoi cross deliziosi, però questa volta non è per Canato, che non ci arriva, è anticipato dal suo diretto avversario, e allora può ripartire la formazione di Piove di Sacco con il numero 7 Degan che fa tutto il campo quasi, poi serve, e attenzione, serve il numero 16 con Maniero che va sul fondo poi per trovare lo scambio, non ci riesce a guadagnare un calcio d'angolo. È il terzo per la Piovese. Non ci sono i raccattapalle quest'oggi, quindi deve andarsi a riprendere la palla in fondo al campo il giocatore di Piove. La mette dentro, non riesce a girarsi per tentare il tiro al volo, anticipo di Cazzaro, anzi Segat, che sta giocando decisamente bene da quando ha trovato la titolarità del posto, un giocatore su cui si può fare affidamento. Anche lo scorso anno aveva giocato bene quando attenzione, questo traversone molto buono. Tra l'altro Zuin ha cercato di girarlo altrettanto bene, non ci è riuscito. Vi dicevo di Segat, anche lo scorso anno con Moschetta aveva giocato quando era stato interpellato, quando era stato schierato, ha giocato molto molto bene. Palla che viene lasciata andare, controllata con il corpo da parte del difensore dell'Eclisse, ha protestato un pochino Veronese, ma nulla di fatto per lui. 3-0 sempre il risultato qui a Pieve di Soligo per la formazione di casa, che è in vantaggio 3-0 contro la Piovese. Esce Malerba dalla panchina per chiamare e dire qualcosa ancora ai suoi. Canato la tocca, non arriva in tempo Degan per rinviare lungo, palla che termina in fallo laterale, si alza la bandierina, c'è un cambio ancora mi pare.
C'è un cambio ancora, vediamo se glielo faranno fare adesso oppure decidono di farlo dopo. Gasparini, un po' complicati la vita tra Segate e Gasparini, palla persa. Veronese, bravo Segate che questa volta allontana il pallone. Evangini con le mani, eccolo qui il cambio che tra poco arriverà. È il numero 14, sarà Bagarotto, Giorgio Bagarotto, classe. Attenzione, in avanti ancora De Luca per De Zotti che attende l'arrivo di Telesi che punta l'uomo 1-2 con Canato, poi la palla si perde sul fondo. Qui in questo caso un po' di supponenza da parte sia di Canato che di Telesi. Lì uno dei due doveva andare al tiro perché insomma lo specchio della porta ce l'avevano e quindi potevano anche tentarci. È chiaro che adesso puoi provare delle cose che magari in altre partite non sono riusciti a fare, e vedete come la Piovese sta veramente arrancando anche in questo secondo tempo, perché quando la formazione di casa riesce a pressare, riesce ad andare in pressing alto, non c'è più nulla da fare per la compagine di Simonato, che adesso mi pare è pronto alla sostituzione. Entra il numero 14, per la Piovese, esce con numero 8. Coppola. Allora esce Coppola. 14, Bagarotto. Esce Coppola al minuto 15 ed entra il numero 14, mentre anche Pieve, anche l'Eclisse manda in campo un nuovo esce il 7. Con il numero 7 De Luca. Allora esce De Luca ed entra il numero 13 che è Ravagnan. Vediamo che cosa cambia. Ed entra con il numero 13 Ravagnan, vediamo, andrà in marcatura? Sì, probabilmente va in abbraccio tra Malerba e De Luca. De Luca ha giocato bene oggi, quindi vediamo se va in marcatura Ravagnan oppure no. Ravagnan va lì davanti insieme a Canato, è uno che spinge sulla fascia Ravagnan, quindi vedremo cosa riuscirà a fare in questo frangente, però poi ritorna immediatamente sulle linee metacampo, va in marcatura sul numero 14, anche lui è entrato da poco, è una sfida tra i due. Bravo in scivolata Gasparini, anzi è il numero 5 Dall'Agnol, che dobbiamo dire ha fatto un buon esordio in questo campionato di eccellenza dal primo minuto qui in casa contro la Piovese. Palla messa a terra dal numero 20 Zuin, anche lui ha qualche difficoltà a farsi vedere lì davanti dove qualche gol lo ha segnato. Palla ancora per Zuin che cerca di controllare, non ci riesce, palla che viene toccata da un giocatore dell'Eclisse, palla rigiocata con le mani ma persa ancora, e allora prova a ribaltarsi dalla parte opposta alla formazione di casa e ci riesce molto bene con Telesi che manovra bene con una palla ancora offerta per Canato che non arriva alla deviazione. Ci è mancato pochissimo per Canato per tentare il tap-in e portarsi ancora al gol. Attenzione, viene in avanti Zuin, fermato in scivolata, poi palla ancora per il tentativo di un pallonetto sul secondo palo da parte del numero 7 Degan, però la palla sorvola alta sopra la traversa difesa da falso, nulla di fatto, quindi rimane 3-0 il risultato per la compagine di casa al 18° minuto del secondo tempo. Formazione che non sta rischiando nulla, se così possiamo dire. Nulla è cambiato anche con gli inserimenti da parte della Piovese. Adesso un attacco in avanti ancora di Bezze con Zuin, dialogano i due, palla però anticipata dalla difesa di casa,
pallone ancora controllato dalla compagine, sì, c'è il fallo di Telesi. C'è il fallo di Telesi sul numero 7 Degan, che ferma, prova a rigiocarla subito in linea con il suo compagno, il numero 5 Cecconello, che butta in avanti, palla persa, De Zotti che può ripartire, De Zotti che attende Cotali che alza la testa, poi ancora il pallone per Gasparini, che oggi veramente sta giocando molto molto bene. Il numero 13 appena entrato, De Zotti che va al tiro di sinistro, ma il suo sinistro vola alto, non è riuscito a dare la traiettoria che voleva De Zotti, nonostante lui sappia tirare molto molto bene. Questa volta pallone che è sorvolato abbondantemente la traversa, sul risultato sempre nettamente favorevole alla formazione di casa. 3-0, Cecconello che si riporta in avanti, sgroppata fino ai 40-50 metri, poi deve fermarsi, e in effetti è lì fermo. Lo richiamano subito perché dietro si è creato un po' un varco, deve ritornare, e stava veramente rischiando proprio nella zona in cui mancava Cecconello, perché è ancora lì davanti, ha sprecato tanto con questa sortita in avanti, è andato a riprendersi adesso il pallone, ancora Cecconello che sventaglia tutto dalla parte opposta per trovare Bezze e Zuin. Viene in avanti la formazione di Pieve di Sacco sul risultato sotto di 3-0, palla messa dentro in area, anticipato Veronese, palla che viene rigirata lunga lì davanti, tanto lì c'è un giocatore che si chiama Filippo Canato, che oggi ha trattenuto un sacco di palle, ha giocato, ha fatto a sportellate con i suoi marcatori, e poi ha dato degli assist veramente favolosi alla possibilità e alla realizzazione appunto dei gol. Attenzione, perde palla, bisogna stare attenti adesso perché è facile deconcentrarsi. 21esimo minuto di gioco, con le due formazioni che chiaramente hanno cambiato modo di giocare, con la formazione di casa che sta tentando di controllare il risultato favorevole a lei, e chiaramente la Piovese che sta cercando di ridurre il margine, cercare di portarsi sotto, anche se vediamo grandissime difficoltà nel manovrare il pallone, provare qualche schema da... Attenzione, viene in avanti adesso ancora bene Piove di Sacco che si gira con Zuin, bravo, Bezze tocca, il tentativo di Evangini di toccare questo pallone sul rimpallo, c'è riuscito, ma il pallone poi va lontanissimo e deve andarselo a prendere tutto dalla parte opposta, dal fondo del campo, il portiere. Probabilmente l'arbitro adesso sta dicendo di mandare qualcuno dietro, o di far pervenire i palloni al portiere dietro la porta. Effettivamente, a parte il fatto che poi recupererà tutto il tempo, immagino, però insomma un paio di palloni ci dovrebbero sempre essere, quantomeno un paio di ragazzetti. Oggi fa troppo freddo, quindi probabilmente la formazione di casa ha pensato di non usufruire dei raccattapalle. Manovra all'altezza della metà campo, la compagine di casa perde palla e allora può manovrare ancora la Piovese, mette dentro l'1-2 interessante, poi bene c'è il calcio d'angolo, c'è il quarto calcio d'angolo per la compagine di Piove di Sacco, con Alessandro Zuin, classe 97, uno dei vecchi tra virgolette insomma del gruppo di Simonato. Corner battuto, palla sfiorata un po' da tutti, palla che passa lì davanti a tutti quanti, poi c'è il fallo, l'arbitro si vede tutto e non c'era Canato, non era Canato questo, era Telesi.
che ha fatto il suo dovere perché si è guadagnato il fallo all'altezza della linea di metacampo. Cotali alla disposizione dei suoi. Voleva servire la fascia, non ci è riuscito. Anticipo, mette a terra elegante il numero 14 Bagarotto, palla che viene guadagnata ancora dalla Piovese con il numero 2 Evangini con le mani. Bagarotto non se ne va, passa e sullo stretto forse era meglio tenere palla e girarla dalla parte opposta. Viene in avanti ancora Bagarotto, ben contrastato da Cotali, palla in fallo laterale. Spinge Vangini, spinge la Piovese adesso e deve farlo. Degan, Zuin, tutto dalla parte opposta per la Piovese che prova ancora con Zuin, la palla gli ritorna, poi Dei Poli mette dentro ma coccia contro un uomo in maglia bianca, poi cercano di evitare anche il fallo laterale, non ci riesce l'Eclisse e allora c'è con le mani la compagine di Piove di Sacco che prova a manovrare questo pallone, non riesce. Cotali lo rinvia con qualche difficoltà, però riesce ad allontanare dall'area, palla che viene poi contrastata ancora con palla conquistata e punizione conquistata dalla Piovese. Un Calbiluale devastante in Serie D, timbra il terzo gol contro il Charlins. Conoscendo Zironelli non sarà molto contento. Perdere 3-0 come qui in casa, insomma qui a Pieve di Soligo, non piace a nessuno. Il tentativo, una bella deviazione di testa da parte dello stesso Zuin, mi pare, che ha costretto ad una deviazione la formazione di casa. C'è il quinto calcio d'angolo per la Piovese, che va alla battuta con Zuin, mi pare. Chiama lo schema, mette dentro sul primo palo, poi la palla sfila e allora solo allontanarla. In queste occasioni abbiamo visto che non c'è Canato a prendersi la palla, perché Canato va a dare manforte in difesa, visto il suo fisico e visto anche il colpo di testa che ha. Quindi è buono per tentare di uscire e di salvare il risultato. Ancora Zuin che punta l'uomo, lo mette dentro, palla che di testa gli ritorna, quantomeno gli ritorna nella sua posizione, la lascia sfilare e c'è rimessa in gioco dello stesso Zuin che va a pescare Evangini. Non ci sono sbocchi e allora torna su Scandilori, che anzi era il numero 5 Cecconello, con palla che taglia tutta la metacampo, però palla che poi non arriva in area dove doveva arrivare. Allora Scandilori la fa sua adesso, viene dentro, prova a manovrare ancora Bezze che cerca di girarsi, palla che viene controllata ancora dalla Piovese, concerta in mezzo all'area di rigore, lo lascia passare molto bene Bagarotto, nulla di fatto, fallo adesso, sì, indiscutibile. Doveva avere un attimo, forse un po' di pazienza in più l'uomo di Malerba, che invece si è fatto prendere dalla voglia di ritornare a prendersi il pallone. 3-0 è il risultato per la compagine di casa sulla Piovese. Dalla fascia sinistra del campo Scandilori mette dentro, il colpo di testa è dello stesso Canato, avete visto, no? Come Canato vada ad aiutare i suoi in difesa per far sentire tutto il suo fisico e la sua altezza. Palla scaraventata in avanti ancora, nulla di fatto,
difende molto bene la formazione di casa, senza problemi, senza grossi problemi, senza paure, senza timori. Quest'oggi palla dentro ancora, nulla di fatto. C'è il pareggio del Borgoricco intanto, che arriva da Borgoricco 1, Giorgione 1, Garbuio il 25esimo del secondo tempo, quindi, e mentre qui arriva un secondo cambio per la formazione di casa. Vediamo chi esce, il DS Lorenzo Casagrande con Lavagnetta, entra il numero 16 Janko Jürgen, quindi potrebbe uscire, non esce Canato, esce De Zotti. Esce con il numero 10 De Zotti. Esce De Zotti, è una sostituzione giusta questa, con Janko che va quindi... non so se è la prima volta in questo campionato, perché lui è infortunato, quindi in partite ufficiali Janko per la prima volta prova a manovrare, prova a vedersela con il suo compagno di linea Canato. I due si aspettano, eccoli qui, 5 tra i due, mentre abbracci e applausi e congratulazioni a De Zotti, che ha fatto una buona partita lì davanti, insomma. Prima palla toccata da Janko, colpo di testa spizzato, cerca di andarsene, un ariete come Canato, che veramente è in questa squadra può fare questo ruolo, lo fa molto bene. Quello che non riusciva a fare in quel di Mansuet. Qui ha preso per mano veramente il reparto avanzato. Adesso vediamo come si è sistemato. Si è sistemato con, attenzione intanto, con Canato. Qualcuno bisogna che intervenga qui, perché altrimenti si gira bene il numero 7 Degan, che sfiora il gol. C'è il sesto calcio d'angolo per la formazione ospite, e allora ancora Canato che va ad aiutare i suoi in azione difensiva, chiama lo scambio, chiama lo schema, Zuin, palla tutta fuori, la mette a terra molto bene. Il tiro è anche buono, mi pare dello stesso Degan, che però sorvola la traversa. Vi dicevo, stavo vedendo e cercando di capire come si è sistemata la coppia Canato-Janko. Allora vediamo, sulla fascia destra del campo c'è Telesi, poi adesso spingono in 4 addirittura con il numero 13 Ravagnan sulla fascia, poco più alto scivola intanto il portiere di casa, falso sul rinvio. In mezzo Janko e più avanti di tutti Cagnato. Palla che non arriva. Adesso c'è un po' di confusione, comincia a farsi sentire anche un po' di stanchezza. Sono 32 minuti di gioco nel secondo tempo, il campo non è pesantissimo, però è sicuramente pesante. Janko la chiama, si fa sentire per metterla a terra. Prova a partire dalla parte opposta, c'è anche un tunnel. Zuin la mette dentro, è buona! E c'è il gol. Zuin per il numero 14. Gol della Piovese, segnato con il numero 14, Bagarotto. Ed è il 33esimo minuto di gioco. Sveglia. È il 33esimo minuto di gioco e c'è questo gol del numero 14 Bagarotto, e quindi accorcia le distanze, 3-1. Palla che viene controllata. Canato, ancora lui, Canato per Telesi che cercava Janko in linea, non era più lì. Però recupera tutto la Eclisse, il gran tiro e la gran traversa. Sì, Era Salamon?
da Salamon che è andato al tiro, traversa piena, ha sfiorato il gol, la possibilità di portarsi in vantaggio ancora, deve stare lì portando in avanti naturalmente la squadra, cercando di soffrire il meno possibile. Tutti gli uomini di Malerba sono al riscaldamento, ma penso più per un fattore proprio di riscaldamento corporeo. Ci sarà forse un altro cambio, presumo, ma non so se abbia intenzione di togliere. Adesso viene richiamato Janko e la palla c'è questo maledetto vizio ormai che in TV si vede di non metterla nemmeno più a parte all'interno della lunetta, e che nessuno vorrebbe, per carità, però nemmeno più a toccare la linea, come in questo caso, come ha tirato, mamma mia. Intanto che noi stavamo parlando c'è stata questa occasione, mentre c'è stata anche l'occasione di segnalare che il San Luigi al Soldan di Conegliano è passato in vantaggio per 1-0 contro la formazione di Pontarollo. Non sarà contento il nostro amico Marco Mazzocco che segue la partita. Ceconello, 35 minuti di gioco, 10 al termine più eventuale recupero, e ce ne sarà. Incredibile quando poi il calcio è così. Allora in Serie D il Portogruaro, che è in difficoltà sia finanziarie che societarie e che tecniche, vince per 1-0 intanto contro la formazione della Luparense. Poi in difficoltà adesso tutta la stanchezza, attenzione, perché qui devono stare attenti quelli in maglia bianca, che sono quelli di casa. Janko Jürgen prende palla, un po' alla sottovia, un po' alla sottovia, ha visto fuori dai pali il portiere, ci ha provato 40 metri più o meno, e Janko ha voluto cercare il gol della domenica, del sabato, del venerdì, sarebbe stato un po' di tutta la settimana anche lui, come quello di Sottovia che ha fatto parlare per una settimana dopo il gol che ha sbloccato la finale di Coppa Italia. Altro cambio intanto per quanto riguarda la Piovese, entra il numero 17 ed esce, lo vediamo subito, 2. Sostituzione per la Piovese, esce con il numero 2 Evancini ed entra con il numero 17 Curiche. Tenta il tutto per tutto, è un altro attaccante, un'altra mezzala, Curiche, che ha già segnato in campionato. Vediamo. A propulsione in avanti incredibile questa Piovese che sta tentando. Attenzione, c'è il San Donà in gol contro la Godigese per 1-0, Apčka. San Donà che quindi si conferma al secondo posto per il momento, mentre attenzione, un altro tiro che era ancora Canato che va ad impegnare il portiere Mancin, mentre lo United Borgoricco sempre con Garbuglio raddoppia 2-1. Calcio d'angolo qui al D'Agostin per la formazione di casa, che vediamo forse è pronto un'altra sostituzione, perché ho visto qualcosa muoversi in panchina. Vediamo. Calcio d'angolo ed è il terzo. Colpo di testa riuscito in tuffo, non è riuscito a girarlo Janko, bella però l'azione. Attenzione al varco che si era aperto, riesce in qualche maniera a toccare palla, poi in fallo laterale. Un po' di bagarre per il pallone che non c'era nelle vicinanze. Qualcuno si è arrabbiato con Malerba, che Malerba però aveva indicato che il pallone era in panchina. Attenzione.
ma proprio per questo i giocatori che si erano avvicinati a lui volevano che dessero il pallone. 39, 6 minuti al termine più eventuale recupero, e ce ne sarà perché 1, 2, 3, 4, 5, 7 cambi, non meno di 3 o 4 minuti. Canato, spalla a spalla, spalla a spalla ancora, si lotta, è un scontro fisico tra lui e Ceconello. Questa volta la meglio Ceconello e Canato si arrabbia, ha fatto fallo. È un bel duello questo è stato, lo ha vinto Canato, perché dobbiamo essere sinceri, nel primo tempo Ceconello è andato in notevolissima difficoltà. Manovra ancora la formazione di casa, fallo, va per le terre, alza le braccia. Vedi l'adrenalina cosa ti porta a fare? È caduto da solo, a meno che non abbia avuto un malore il giocatore dell'Eclisse, o l'hai segato tu o lui si è sentito male. In questo caso, fortunatamente, l'hai segato, si rialza, non è successo nulla. Però, tanto per dire che il giocatore, che mi pare fosse veronese, aveva alzato le braccia come dire no, non sono stato io. Ma questa è l'adrenalina, insomma, in corpo in questi momenti. Palla dentro in area, il tocco di testa di un giocatore del capitano dei Poli indietro per il proprio portiere, poi palla in avanti ancora, bravo Segat, qui c'è il fallo di mano che l'arbitro non ha visto perché era da tergo. Telesi va a riprendersi il pallone, sì, lo tiene, si ferma lì giustamente, attende, va indietro. Palla che si può giocare con calma e tranquillità per guadagnare tempo e spazi. Palla buttata via, Cotali può giocarla ancora, bravo Segat. Non sono un fautore dei passaggi indietro, però in questo caso servono, quindi colpo di testa di Ianco, anche qui forse c'era il fallo di rientro di fuorigioco, l'arbitro però no, e neanche il guardialini hanno visto, quindi lasciano andare giustamente, si gioca. Uomo a terra che si è rialzato dalla parte opposta a dove si sta giocando adesso. Zuin la mette dentro, mamma mia, falso triplo tentativo di prendere palla. Adesso no, non c'è nulla, forse gli è franato addosso con il piede falso, però falso è andato a complicarsi la vita, ragazzi, non si può uscire di nuovo da pallavolista così, toccarla una, due volte, tre volte, e palla, infatti qualcuno dei suoi dice oh, calmo, calmo e tranquillo. Entra o sta per entrare il numero 17 Bressan, quindi vediamo, Bressan potrebbe andare lì in mezzo o fuori Cotali o fuori Telesi, esatto, vediamo, chiamano l'assistente a viva voce. 3 minuti 42, tra poco io scendo per lasciare il microfono e poi per tentare appunto di intervistare a bordo campo i due tecnici. Allora, cambio per l'Eclisse. A terra dall'altra parte del campo c'è un uomo, non so se esca. Facci vedere Lorenzo, 11-17, quindi fuori Telesi. Sostituzione per noi, esce con il numero 11 Telesi. Ed entra il numero 17 Bressan. Arbitro che stava parlando con il tecnico di Piove, ci sta parlando anche il guardialine, che probabilmente loro stanno chiedendo di velocizzare il tutto, Ed entra con il numero 17 Bressan. e sia il tecnico che il guardialine hanno detto ci pensiamo noi, stiamo calmi e tranquilli. Vediamo se già segnalano quanti minuti mancano. 43, no? Siamo un po' troppo forse, no? Vediamo. Quanto? Non ho visto. Vediamo, però non è il 45esimo qui. Ma
pallonata diretta che fa male, poi prende palla ancora l'Eclisse, la manovra molto bene, tiene palla. Aia, c'è un errore, ma ci può stare, ragazzi, il pubblico che rumoreggia, però insomma è stata una partita che è stata condotta dall'inizio alla fine della formazione di casa, quindi non ci dovrebbero essere problemi per portarla a termine, ci auguriamo, chiaramente sul 3-1, insomma. Non è che abbiamo visto di tutto. E saranno anche 5 o 6 minuti, attenzione, perché 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8 vediamo, 4 o 5 sicuramente. Sandona 2, Godigese 0, De Stefani che torna al gol. 5 minuti. 5 minuti di recupero. 5 e allora io scendo, quindi rimangono solo le immagini poi quando arriverò giù, insomma, vedremo se tenere aperti o meno. Si va. Seguire questi ultimi minuti di gioco con palla che è ancora in possesso della formazione di Simonato. Ultimi minuti da giocare, sono 5 i minuti di recupero qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Punizione per la formazione della Piovese, che cercherà di mettere in area di rigore questo pallone. Lo mette dentro Zuin, il tentativo di colpo di testa ancora viene messo fuori dalla difesa dell'Eclisse. Ancora Zuin con il pallone da giocare con le mani, cercheranno ancora di metterlo dentro, in effetti è così, palla che però sfila sul fondo, nulla di fatto, si può giocare ancora con il tentativo degli ospiti di accorciare il risultato. Si riscaldano altri uomini in panchina, ma probabilmente non ci sarà tempo per andare a effettuare altre sostituzioni. Vedremo cosa succederà. C'è un pallone che arriva da queste parti, viene messo a terra, insomma. E adesso si continua a giocare il rinvio di falso, il colpo di testa cercato da Ianco, poi ancora in avanti, pallone che viene controllato dalla formazione di Piove di Sacco. Cecconello indietro per Mancin, il pallone via, fuori, lontano, può scaraventarlo in avanti ancora la formazione di Piove di Sacco con Bezze che manovra, Bezze che viene a cercare il tiro, non lo trova, si immola molto bene la difesa, l'uomo della difesa dell'Eclisse, poi lo svarione su questo tiro, però palla ancora conquistata dalla formazione di Piove di Sacco, che sta cercando l'assalto finale chiaramente per cercare di ridurre il passivo. Una bella rovesciata al volo per il tentativo di metterla dentro, sorvola la traversa, l'arbitro chiama ancora un pallone in campo, adesso ne arrivano due. Ne arrivano due. È l'arbitro che dice che
L'arbitro dice che farà continuare naturalmente. Dalla panchina di casa dicono ai propri giocatori che manca 1 minuto di gioco, 5 ne sono stati dati di recupero, quindi 1 minuto al termine della partita, con l'arbitro che non ha estratto cartellini gialli e il pallone che rimane in gioco. Adesso viene consegnato con le mani Canato che cerca di andarsene, viene fermato da Ceconello, il pallone ancora all'altezza dell'area della formazione di casa. Ceconello dalla parte opposta, il colpo di testa per formare e far arrivare palla a Mancin, il pallone ancora qui sulla fascia sinistra del campo per cercare di giocare ancora con Ceconello. Ceconello in rinvio, arriva il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Termina qui questa gara per 3-1. Simonato, mister. E allora noi siamo già con il mister, vediamo, ci mettiamo un attimino più a favore di telecamera. Eccoci qua. E diciamo che non ve l'aspettavate questo risultato chiaramente, però è una partita in cui avete cominciato contratti, vi siete un po' mollati nel secondo tempo, però è un primo tempo su cui penso che abbia da dire qualcosa. Sì, in realtà ci aspettavamo una Careni viva e aggressiva, non siamo sicuramente stati bravi a impattare il primo tempo come l'hanno impattato loro, quindi sono andati meritatamente in vantaggio e poi dopo il vantaggio abbiamo sbandato, abbiamo preso quel 2-3 che di fatto chiude un po' i conti. Quello in 1 minuto lì è stato sì. Quindi lì rientra l'intervallo sul 3-0 e ci sono tutti i presupposti perché la partita addirittura prenda dimensioni più ampie, quindi alla fine non portiamo a casa punti, portiamo a casa la faccia, abbiamo reagito e abbiamo fatto il nostro secondo tempo da squadra, deve essere il nostro punto di partenza perché un atteggiamento come il primo tempo è troppo leggero, questa categoria non te lo permette. Ho visto che ha fatto giocare nel secondo tempo solo Zuin e Bezze, c'erano problemi e poi ho visto anche l'ex di turno Nobile che non era in giornata. Sì, giornate sfortunate capitano e Alessandro Zui e Alessandro Bezzi rientrano entrambi da infortuni, quindi non si sono praticamente mai allenato e ho allenato poco durante le vacanze natalizie, quindi sapevamo che avevano quella mezz'ora sulle gambe, infatti ho anche anticipato un po' i cambi rispetto a quello che poteva essere il programma iniziale, però la rosa è completa. Siamo in tanti e se qualcuno non è nel suo momento opportuno c'è qualcun altro che deve rispondere al presente, quindi su quel che è stato lo schieramento eravamo sereni, abbiamo tante alternative, dobbiamo lavorare di più su quel che è l'impatto con la gara perché è troppo leggeri. Ti è mancato il primo tempo effettivamente. Assolutamente. Mister, in bocca al lupo. Crepi e complimenti alla Careni. Grazie a lei. Bene, allora questo era Simonato, vedo transitare Janko che è ritornato in campo finalmente e quindi se fa qualche gol magari ancora meglio. E allora abbiamo subito mister Malerba. Mister, diciamo una bella partita oggi, non puoi dire niente. No, abbiamo fatto un primo tempo ottimo a mio avviso. Il secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, dovevamo stare un pochettino più alti, però... loro hanno finito con 4 attaccanti, 4 o 5. Sì, poi loro hanno fatto i 3 cambi, sì, ci stava, quindi però siamo contenti, primo tempo ottimo. Davvero. Sì, primo tempo ottimo, soprattutto anche di impostazione, di gioco, avete provato subito quelle impostazioni veloci, 1-2 e dentro in imbucata che hanno funzionato alla grande. Sì, avevamo preparato bene la partita in settimana perché sapevamo comunque che giocavamo con un'ottima squadra, con davanti degli interpreti importanti, dovevamo trovare anche delle soluzioni centrali, quindi ci siamo riusciti, quindi dai, bravi ragazzi, bravissimi. Canato continua ad essere un giocatore che vi ha fatto bene perché come dicevamo la scorsa volta magari non è uno che segna valanghe di gol, però è uno che fa giocare chi è in fianco e chi è attorno a lui. Sì, Cana ci sta dando una grossa mano perché comunque ha struttura davanti, ha gamba, ci dà profondità. Adesso abbiamo recuperato anche Janko, quindi oggi abbiamo fatto fare 20 minuti per avere un po' di benzina in più sulle gambe e quindi dai, adesso siamo a mio avviso una squadra che può giocarsela veramente con tutti. Hai fatto esordire mi pare dal primo minuto dall'Agno, no? che non aveva mai giocato, mi pare, no? O sbaglio?
No, Dalla è arrivato qui con la sessione invernale, quindi è arrivato da noi a Natale, aveva fatto solo un amichevole con noi. Ma sì, Marco è, per la categoria è un ottimo giocatore, ci darà sicuramente una grandissima mano. Bene, e quindi sul 3-1 guardiamo con estrema fiducia, ho visto il giochetto solito, quindi siamo a posto, tranquilli, alla prossima partita? Sì, dai, abbiamo iniziato bene il 2026 e speriamo di continuare così. Va bene. Mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Salutiamo Mister Balerba, termina qui 3-1 il risultato a favore dell'Eclisse Careni Pievegina sulla Piovese, per noi è tutto, linea definitivamente allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.